per capire come vanno le cose a Milano ho al telefono a WhatsApp con video il mio amico Fabio Pasello, ingegnere. Buongiorno Fabio, come stai? Buongiorno Leandro e ai tuoi ascoltatori. Bene, noi stiamo bene, mediamente stiamo un po' bene, qualche conoscente comincia ad avere qualche problema, ma qualcuno la sta chiamando la battaglia di Milano e per un motivo, perché fondamentalmente è anche sorprendente. Quello che ci sta salvando è che la città forse più grande dell'area contagiata per il momento ha dei contagi limitati. Però si parlava di eccellenza nella sanità milanese, però qualche falla è venuta fuori. Voi avevate sentore di questo? Per esempio, che tutte le energie buttate sulla la sanità privata abbia indebolito quella pubblica o no? Ma sai, finché si tratta di uno scambio osmotico, meno posti nella privata e più nella pubblica, e la pubblica, bene o male, la pubblica convenzionata, comunque accessibile, non fa molta differenza. Forse il vero sbaglio nazionale è che abbiamo ridotto pubblico e privato i posti di terapia intensiva, cosa che invece la Germania, per dire, non ha fatto. Questo potrebbe essere in prospettiva forse uno sbaglio strategico, Sì, perché però, l'assistenza sì. capillare. Però un'altra cosa che in questa eccellenza di sanità che eravamo convinti di averla fino a ieri, poi ci siamo inchiodati e ingolfati o inceppati proprio sulle mascherine, che sono la parte più elementare. Cioè, quello che mi viene da pensare, se abbiamo difficoltà a trovare qualche milione di mascherine, pensati se non abbiamo difficoltà a trovare l'ossigeno, i letti e altri presidi molto più importanti. Ma sai, l'ossigeno non è che lo puoi far arrivare dalla Cina. Conosco un paio di aziende, vado a fare audit proprio dentro da loro, che lavorano sul territorio e producono e distribuiscono l'ossigeno. L'ossigeno per il semplice fatto che è una cosa grossa e pesante e non la potrai certo far arrivare dalla Cina, ti dicevo. La mascherina invece è un oggetto che ha margini bassi in produzione, ha seguito la logica della globalizzazione, per cui alla fin fine nessuno le faceva più. E questo è un altro problema, cioè il fatto di dire quanto puoi fidarti del mondo globalizzato, quanto devi tenerti qualcosa di strategico in casa. Ecco, forse la mascherina non è mai stata considerata un oggetto strategico, chiaramente la sua prospettiva andrà a cambiare. Ecco, io ti avevo telefonato per sapere di Milano, eccetera, però adesso ne approfitto perché visto che tu conosci bene molti settori, essendo un tecnico in tantissimi settori e molto qualificato. Dopo il coronavirus si ritornerà forse, si rivedranno molte cose, tutto? Questa è una cosa che qualche cosa cambierà, perché adesso al di là delle cose un po' di facciata, Giorgio Armani tutta la sua produzione nazionale la sta girando sulle mascherine ultimamente, per parlare di un nome milanese, ma questa è una cosa fatta a caldo. Certe cose cambieranno anche a livello un po' più spicciolo. Ti faccio un esempio molto banale: io e te ci stiamo così amabilmente vedendo a 240 km di distanza. Conoscevo aziende un po' vecchiotte come impostazione che mai avrebbero fatto entrare lo smart working nelle loro attività. Lo hanno fatto, funziona, tra l'altro ci sono fior di statistiche fatte in termini non sospetti che dimostrano che la produttività con lo smart working aumenta. Tu pensi che torneremo indietro davvero dopo? O che avendo imparato a lavorare così non resterà un po' di questa nuova modalità di lavoro?